Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Allora Fioi, forse ho sistemato Virtua Striker 3 edizione 2002. Ho fatto un mondiale intero con l'Ucraina, sono arrivato terzo e non mi ha mai crashato. Adesso vediamo registrando. Io direi di fare un altro mondiale impossibile, Coppa internazionale. Allora. Ma aspetta un attimo. No, 3 minuti supplementari, vabbè, ok. La mondiale impossibile, questa prima edizione la scelgo io. E dopo, se il gioco va bene, scegliete voi con che squadra andare. Squadrati ce ne sono tantissime, addirittura c'è la Thailandia, Uzbekistan. Io come prima squadra volevo scegliere la Liberia di George Weah. Ok, tutto automatico, vai. Nostro girone, vediamo. Gruppo H con Messico, Costa Rica e Danimarca. Adesso salviamo. Mai avuto problemi, speriamo bene. Vai. Primo match, Liberia vs Mexico. Vediamo cosa succede, Fei. C'è la grafica, no, a cannone di più, è meglio delle sale giochi la grafica, Fei. Vai. E adesso vediamo cosa combiniamo. Cioè addirittura in full screen ragazzi, cioè ho fatto mettere anche con le bande nere laterali, però così è meglio. Dai Fioi. E inizia il mondiale impossibile con la Liberia, boom! Ho visto completando il mondiale che la difficoltà, io ho messo difficoltà massima chiaramente, proprio super massima, però va comunque in base, cioè il gironi un po' più semplici, ottavi leggermente più difficile, quarti e così via. Un po' come i giochi di una volta ragazzi, che erano così, insomma le difficoltà erano così. Vai raga. Vai cazzo. Adesso vediamo quanto... No. Adesso vediamo quante partite fare, penso di farne due. Due a video. Free kick. Dai Fioi. La prossima squadra la scegliete voi. Se il gioco va bene, non sono problemi, sa che questa serie piace. Vai Liberia. Messico, squadra non fa per la Liberia chiunque di qualsiasi squadra è più forte, quindi... Però comunque nel primo girone è un po' più semplice il gioco. Signori, se poi come fa sti gol, sono cazzi, eh. Ed arriva anche il best goal, saliamo poi farò un video con tutti i best goal. Mamma mia che gol del Cume, signori. Liberia 1, Mexico 0. Buono, dai che il primo girone lo possiamo passare tranquillamente. Non abbiamo trovato neanche squadre fortissime comunque. Dopo diventa difficile. Ho fatto un 4-3 da solo ragazzi, Ucraina contro la Costa d'Avorio. Mamma mia che partita. Dai, il Messico. Ma che fa? E qua la cosa bella è che rischi un'espulsione a fallo. Ecco, diciamo che con lo schermo intero si vede benissimo e con lo schermo, diciamo, diviso, quindi con la sua risoluzione nativa, i giocatori sembrano un po' più piccolini, proprio così è perfetto, cazzo, cioè, è impressionante. È più bello di FIFA e PES il gioco. C'è poco da fare. Questo è l'arcade più bello della storia dell'umanità. Anche qua ho speso milioni, vabbè, chiaramente sarà già che ho speso, attenzione, Uolo. Oh, siamo a difficoltà super massima, ragazzi, con la Liberia, ma... No! Ma il Cume, adesso gioco il Cume è una macchina. Sono andato terzo con l'Ucraina, non male. Ho perso con la Danimarca in semifinale, cazzo. 2-1, col golden goal. Poi con Fevernova, ragazzi.
Io sono uscito su Facebook su una pagina Serie A Operazione Nostalgia, ragazzi, me ne da piangere, a pensare cos'era il calcio italiano una volta e quanto tempo è passato, madonna, fei. Sono in una crisi esistenziale, ragazzi, ho bisogno dei retro gaming. Occhio. Occhio. Mi ricordo nel 98 il biondo Hernandez col Messico, mamma mia che figo, che giocatore, fei. No, cazzo. No! Non è mai fallo, Beppe. Non è mai fallo. Yellow card. Com'è? Free kick. Siamo in vantaggio con un Eurogolf. Attenzione, qua i portieri sono bellissimi perché fanno miracoli e fanno cagate storiche. Mi ricordo su Virtua Striker 2 il bug del portiere che al centrocampo segnavi sempre, cazzo. Quanti adulti ho massacrato, ma mi chiamavano il piccolo Maradona su sto gioco, mi ricordo. No, peccato, devo fare un'altra roba, vai. 1-0, un buon 1-0 alla fine del primo tempo. Sono curioso di vedere la squadra che mi consigliate nel prossima serie. Dopo questo, perché se il gioco va a fiori, io voglio portare molti video di sto gioco. La 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 la. Vai. Intanto si sente la Marsigliese. Chiaramente la Francia è campione in carica in questo gioco perché questa è l'edizione del 2002 di Corea e Giappone, il mondiale più tarocco della storia, però va bene, insomma. Se penso all'Italia come è uscita. Il missile da fuori. Parata di Wayne. No, di Tullio, scusate, che cazzo è? Era l'errore, era la cagata, era il cagatone. Boom! No! Cosa mi ha preso quel figlio di trota? Ne volevo il gol di rovesciato di mezza, che era tra i miei gol preferiti. Olè. Na 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 na. No, questo è rosso, Fiori. Questo è rosso sicuro. No, giallo. It's incredible. Free kick. Siamo nel gruppo H. Con Danimarca, Messico e Costa Rica. No, basta però. Vaffanculo. Occhio. Mamma mia. Ole. Ole. Merda. Attenzione che comunque il Messico non è mai morto, eh. E il Mexico. No, ma questo non è mai fallo, però che questo me lo butta fuori. No, ancora va. L'arbitro è anche buono, cazzo. Guarda che si incazza. No! Questa l'ho vista brutta, ragazzi. Dai che la Liberia può fare una storica vittoria nei mondiali. La 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 la. Occhio, bravo. Dai che anche l'1-0 va bene. Sarà durissima vincere il mondiale, ve lo dico già, ragazzi, soprattutto nei turni di eliminazione diretta. La C più aumenta molto il livello se becco squadre forti, sono cazzi. Infatti per quello faccio casuale, così, visto che questo gioco ha tante squadre strane, vediamo che arriva una finale tipo Qatar e Liberia, sarebbe bellissimo. Vai. Mamma mia, per poco era gol. Per poco come portava a casa il gol della vita. Però meno male che ha fatto quel gol, perché se no era 0-0, ragazzi. Un gol da fuori area incredibile. No, ma dov'è il fallo? Yellow card. Attenzione, no adesso, no adesso. Mamma mia, il portiere sta da banane proprio a farfalle.
Dai che è finita. Injury time. Buttala su. Fuori, ma va bene. Dai che arriva l'1-0 beffardo. Su un tiro da fuori mastodontico del Cume. No, ma che cazzo. Ma perché fallo? Me lo spieghi, brutto stronzo obeso? Dai che andiamo a casa. Yes! 1-0 della Liberia. Ciao Messico, ciao Messico, ciao Messico. Highlight. Prima partita. 3 punticini importanti. Ce ne speriamo anche un'altra, ragazzi. Tanto salviamo. Tararararara. Ok. Contro la Danimarca che ho perso con l'Ucraina nel mio mondiale fatto da solo. Su Live Stadium. Tramonto! Che figo, ciao. Vai che c'è il tramonto. Bellissima azione subito sublime della Liberia, che vuole altri 3 punti per la qualificazione al secondo turno. Siamo contro la Danish Dynamite, che ha vinto gli europei nel 1992, in Svezia. Occhio. Dai, fioi però. Molto good, molto good. Guarda, l'altra mon, che figata, però. Niente, il cubo ormai si è rincoglionito con i giochi di una volta, basta. Ole. Na 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 na. Throw in. Non ci credo. Cioè, ecco, per esempio le porte mi piacciono troppo, come sono fatti i pali, la palla, io non lo so, la siga veramente, io mi sono innamorato della siga, sì, beh, penso col primo, col Virtua Striker 1 edizione 94, che poi vabbè quel gioco là è storico, che poi c'è che forse sull'Xbox Live, però forse quello giapponese, non lo so. Questo ce l'ho tramite Dolphin 5.0, ragazzi, è l'ISO del gioco. Dai che dobbiamo vincere anche questo. Attenzione Roland. Roland! Oh la 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 la. Oh, ma che palle. Non riusciamo a perforare la difesa danese. In questo tramonto giapponese. Per questi mondiali 2002. Vai, 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 uno dei nostri. Ah, io voglio fare il gol di rovesciata o mezzo, ragazzi, erano i miei gol. Missile da fuori. Parata di Scumberg. Molto bene. Attenzione alla Danimarca, attenzione, attenzione. Mamma mia, portierone, roba nostra. Oh, merda, merda. Grandissimo, per qua sono pericolose queste azioni, eh. Sono molto pericolose. Sai perché Steam non, come ha fatto per Sega Bass Fishing, non si prende i diritti, cazzo, non ci fa magari l'edizione 2006 di Germania, che è quella più recente, e ce la spara su Steam. Cioè, penso che tipo, anche se la mettono a 50 euro la compra tutto il mondo, cioè, il gioco è amato da tutti quelli che amano il calcio. O quantomeno quelli della mia generazione e prima.
Adesso le sala giochi non vanno neanche più tanto, perché chiaramente col fatto che abbiamo tutto a casa. Però le sala giochi negli anni 90, ragazzi, 80 e 90, ciao proprio. 0-0 primo tempo. Partita difficile, partita collusa. Partita collusa. Ole. Oh. Tira il missile da fuori. Andava fuori comunque. Molto, molto bene. No. Bravo. Madonna, sti danesi di merda. Bravissimo, vai Hanson. E ancora il portiere la para. E non c'è più Schmeichel che ha fatto il 98 l'ultimo mondiale. C'è anche l'unico, forse non mi ricordo. Due minuti e 15 alla fine di questa partita, un prelievo di occasioni spettacolari. Hop, bravo. Da 1-2 minuti di merda. Ci credevo stavolta, dai. Dal calcio d'angolo nostro, uno dei nostri. Niente, non riusciamo proprio a prenderla. Quando si vede che livello massimo, no. Cazzo. Qua rischio il cartellino. Yellow card. Ma che bello che non si incazza. Tan 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 tan. Ole. Dai fioi. No, ma perché ste stronzate? Ma perché? Mamma mia, l'ho vista dentro, vediamo. Fuori di niente, Beppe. Fuori di niente. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo fallaccio, figlio di trota. Ed è anche il cartellino rosso, dai che andiamo a vincere adesso. Mamma mia, che punizione. Troppo lontano. I calci d'angolo non mi vengono, porca troia. Con l'Ucraina ho fatto un sacco di gol. Ma guarda che roba. Vabbè, ma basta. Ma basta. Calma. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Yeah. 22 secondi. Molto good. Ma porca di quella vaccona. Bravissimi. Niente, la vittoria non arriva, ho paura. No, però cerchiamo di non perdere, Mari, grazie. Meno male che nei primi, che nel girone con il PC più scarso, cazzo. Voi segnalatemi già con che squadra volete la prossima, cosa che se metti vado fuori, comincio subito nel prossimo video con la prima partita del girone, visto che ne voglio fare due a video. Quindi già scrivetemi sotto che squadra volete per il mondiale impossibili. Squadre scarse, ragazzi. Niente, 0-0. Time out. Highlight. Draw. Guarda che bello il tramonto. Ok, ok, ok. Ora salviamo. Salva. Ok, uscire dalla partita, sì. Raga, sotto il corridore veneziano. Il gioco sembra andare perfettamente. Ciao!